Looks like it might rain today. Push up on the levee and it's bound to break. I can spot a storm from a mile away. Know that bike better than I know my name. Looks like that bomb might explode. You can sneak around it on your tippy toes. Cause she's got a temper, she keeps locked and loaded with a bottle of tequila and some rock and roll. Watch out, things might pick up speed, then slow down, bring you to your knees. Red lip painted on the side of the drink, cyanide kisses from a cherry tree. Watch out, troubles walking in, high heel boots with a couple of friends. Says she came to drive, take her for a spin. Says you could call her lucky, but she came to win. Era passata la municipale, ho detto bene, avevo preparato già la telecamera accesa, però si vede che niente, loro avevano del buon senso. Hanno detto, sto qua non sta facendo niente di male, si sono girati e sono andati via. Io sono parcheggiato storto davanti a dove c'è scritto il divieto di camper, che ripeto è un cartello illegale. Italia, attenzione, è illegale. Quella volta è stata fatta causa al comune di Caorle perché si era inventato questi cartelli fuori legge e difatti poi è stata vinta, ossia il comune di Caorle ha perso perché ha fatto questa mafiosata, ok, di imporre una cosa agli altri. Per di più ha imposto una cosa agli altri andando contro la legge, cioè hai capito, due cose in uno. E stessa cosa ha fatto qualcuno, non si sa chi, qui a Cavallino Tre Porti. Dai che te fa? Dai che te fa, no, dai, bravo, guarda come si guarda, guardingo, e che non mi guardi nessuno, che mi vuoi salvare piantine salvare, uso la cascalca sacchetto, uso, op, eccola, vedi? Perché ormai anche prendere delle piantine o entrare in un bosco così che di tutti ci appare quasi come un reato, no? Pensa a te come siamo ridotti e viviamo sempre con questi sensi di colpa per far cosa? Niente. Guarda da Drinoni che va a fare a pipì, poi fa a caca e tu una volta era normale anche questo, descondion là, ma adesso se ti beccano mega multone, però tu dirai ma non ci sono bagni pubblici qua, come facciamo? Niente, ti pisci addosso. Poi i bagni pubblici vedi tu, tutti non ti va là. Quindi tornando al discorso di prima, no? Che pretendono questo pizzo in cambio di niente, assolutamente niente, vedi? Almeno un bagno potevano metterlo, in modo che uno inconsciamente pensa sto pagando almeno un posto dove c'è il bagno, piuttosto che pagare un pizzo. Oh, guarda uno di quei famosi VAS, chissà se si mette anche lui qua. Lui dice no, qua i camper non possono starci. Dice mi metto qua con Singano? No, niente, è venuto a vedere chi c'era qua dentro e se ne va via, vedi? E deve sottostare a sti cartelli, contribuendo, vedi ragazzo, in questo modo, ok, no, non si riesce a zoomare, a far vivere l'illegalità e l'ingiustizia. Ossia si mette un cartello illegale, no? E però per non avere rotture di coglioni si acconsente che vada bene così, un po' come succede con altri tipi di mafie, no? Wow, notiamo il tramonto, la sensazione di un attimo un po'
quasi come la canzone, no? Sto attraversando in questi 2 giorni una sorta di crisi di mezza età, no? Cioè, di solito dicono arriva ai 50, io non ne ho neanche 40, però magari sai, con tutte le magagne che ho in corpo, giustamente la natura dice accorciamogli una decina d'anni, no? Praticamente sto provando questo senso di insoddisfazione, ma mi pare che mi era già capitata questa cosa, no? In questo senso di insoddisfazione io adesso mi ritrovo a essere libero, che posso avere, diciamo, dei miei ritagli di tempo, fare quel cacchio che voglio, ma non ho voglia di andare, non sono motivato. Anche adesso sono in una spiaggia qua a Cavallino, ma non lo so, mi sposto al faro, ma è un casino. Probabilmente è capitata anche a te la stessa cosa. Meno male, prima mi sono perso in strade impraticabili e sconosciute. Ora no, ora sono ritornato alla normalità. Ecco la tristezza che riaffiora. Percepisci la tristezza, cazzo? Io non capisco Google Maps, cioè i giri stupidi che ti fa fare, senza senso, su strade. Bleh. Sì, dai, sono uscito al Mose praticamente, vedi, quello a destra è il Mose, cioè no, quelli sui lampioni, più a destra ancora dei lampioni. Qua una sirena, non capisco cosa hanno combinato con la sirena. Sorpasso e vediamo, uno scooter. Poretto, un signore che è caduto con lo scooter. Ma il signoretto che piscia, vedi? Oddio, no, aspetta perché credo di essere più rincoglionito. Ah, ok, no, perché cosa hanno fatto? Devono aver creato un marciapiede, allora, cioè mi ero perso, mi ero spiazzato completamente. Cioè veramente non capisco più niente. Qua vedo tanti camper. Ah, ok, ora mi capisco. Guarda gente che c'è qua, che cosa è successo? Perché tutta sta gente? Perché tutta sta gente cosa stanno guardando? Tutti con le sedie qua. Non capisco. Civico pompieri volontari, un camper enorme da tantissimi skate, cos'è, un Morello? Ah no, un Concorde. Tutti che guardano, forse ci sono dei fuochi, ma non è, forse c'è il Redentore, se sei la vastità di quello che gliene frega, singano queste robe, capirai. Comunque vabbè, vediamo, ci troviamo un posto, un parcheggio qua per passare notte. Guarda gente che c'è, forse credo, sì sai, credo che ci siano i fuochi stasera, cioè. Oh, ma un posto, ma che roba, tutto strapieno, porca troia, maremma maiale. I camper, quelli della Mercedes che piacciono a te, mai visto tutti sti camper, una roba incredibile, ok, mai successo in tutta la mia vita, qua, soprattutto niente, adesso mi toccherà girarmi, guarda, macchine fino in culo la via. Se non li fanno i fuochi, che succede? C'è la serata del Redentore. Ah, ok, quindi verso Venezia, di là? A Venezia si fanno. Ok, grazie mille. Ma va! Vista scogli, non si vede. C'è tantissima pula che gira, però in teoria nessuno ha detto niente per il mio camper che è parcheggiato nel posto auto e non in quello camper, almeno fino adesso. Dai, siamo a luglio, buon Ferragosto.
mi aspettavo meglio, non tanto per i fuochi, che sono sempre i classici fuochi, ma probabilmente perché erano lontani. Ti dirò, è stato più divertente, no? Guardare i ragazzini qua che si divertivano. Watch out, things might pick up speed, then slow down, bring you to your knees. Red lip painted on the side of the drink, cyanide kisses from a cherry tree. Watch out, troubles walking in, high heel boots with a couple of friends. Says she came to drive, take her for a spin. Says you could call her lucky, but she came to win. Give your love and you'll take it back. Sharpshooter in the Wild West. Always running with my heart attached. Always aiming for the heart. I'm hypnotized. Never met no one like you. Follow you into the sky. Might need a parachute. Give your love and you'll take it back. Sharpshooter in the Wild West. Always running with my heart attached. Oh, Italia, scusa un attimo. Cioè, di Venezia con le montagne dietro, ne vogliamo parlare? Così passo inutilmente le mie giornate a guardare cose già viste, ma soprattutto, no? Porca miseria, penso che io sono qui in questa zona perché domani, che è lunedì, domani mattina presto avrei dovuto avere le analisi del sangue, ma io adesso sono sotto antibiotico, quindi non posso fare l'analisi del sangue. Cioè, ho fatto tutto questo per niente. È un peccato però che il comune di Cavallino Tre Porti si preoccupi così tanto di mettere qualsiasi zona ormai calpestabile a pagamento e non si preoccupi di ripulire tutte queste discariche a cielo aperto. È molto strano. Ma sì ragazzo, che ti devo dire? Alla fine non lo so, mi stavo guardando queste clip, ho detto ma è un peccato buttarle via, cioè sì ok sono ritagli senza senso, però sono un po' i giochi, no? Che faccio io per divertirmi e rilassarmi con la macchina fotografica e con il drone, no? Hai capito? Cioè, una volta montato può sembrare tutto carino, molto a volte, a tempo di musica e tutto quanto, e in realtà, come puoi vedere, sono semplici riprese, quasi fatte praticamente a casaccio, ne viene poi... Ah, guarda che bello che da lì sparavano, hai visto? Non l'avevo notata. E poi insomma ritagli, no, le parti meno brutte e le metti a tempo di musica e tac, magia, ecco ho creato il video. Tu mi dirai dove siamo qui. Allora qui siamo al Forte Vecchio di Cavallino Tre Porti. Purtroppo ora è chiuso, l'avevamo già puntinato tanto tempo fa, avevamo fatto la puntina dove eravamo entrati, ti ricordi che c'erano le porte, le finestre sbarrate con dei libri, era molto bello e particolare, e dopodiché però purtroppo hanno chiuso tutto.
Vedi, a cavallino si chiede sempre di più e si toglie sempre di più. Ciao belli! Eccolo. Oh, baby, you're there.